Taglio dei parlamentari. Lei è favorevole o contraria? Io sono favorevole. È favorevole. Sì. Favorevole. Sì, favorevole al taglio. Contraria. Sì, non so se sia la cosa che può risollevare le sorti dell'economia, però insomma dipende, è tutto relativo. Favorevole? Perché? Perché sono un po' troppi. Si può fare anche con meno. Si può fare anche con meno, sì. Con meno parlamentari assolutamente e quindi meno soldi che la casta spenderebbe per loro. Sono troppi in rapporto al numero della popolazione e credo che sia uno dei numeri più elevati d'Europa. Favorevole, sì. Sarebbe una cosa giusta, sì. Favorevole. Ma sono favorevole fondamentalmente, perché a questo punto abbiamo sì un risparmio, anche se minimo, e tutto sommato una concentrazione di rappresentanza a livello regionale penso sia sufficiente. Si poteva anche affrontare l'argomento di cambiare la Costituzione, secondo me anche il bicameralismo perfetto ha fatto il suo tempo. Favorevole. Perché si riduce il costo della politica. Siccome bisogna dare anche un segnale e molte persone aspettano che insomma, i parlamentari, il loro numero, i soldi che se ne vanno, stipendi, benefit e tutto il resto, possono essere un segnale e allora facciamolo.